crociera della musica, arte e cultura napoletana vi dà il bentornati a bordo. Oggi, mentre i nostri viaggiatori sono in giro tra acquisti di souvenir o una tintarella a bordo piscina, noi andremo a conoscere cosa ci attende tra pochi mesi. Il 28 settembre, infatti, si riparte e questa volta si diventa maggiorenni con la 18ª edizione. Questo è un bellissimo progetto che praticamente merita di avere un futuro. Quindi siamo arrivati alla 18ª edizione, per i prossimi 3 anni abbiamo spiegato quello che faremo, quindi il progetto sempre dedicato alle scuole, la creazione di un direttore artistico che curerà più nei dettagli tutti i contenuti artistici e culturali e poi il miglioramento praticamente dei contatti nelle varie città che andremo a visitare, perché i napoletani arriveranno, canteranno e partiranno. Ed è l'unico evento che fa una cosa del genere, un unico evento di promozione del territorio e promozione del bene immateriale che è la musica e la cultura napoletana. Dal 28 settembre al 5 ottobre, a bordo di MSC World Europa, si arriverà a Messina per poi toccare La Valletta, Barcellona, Marsiglia ed infine Genova. Una settimana di navigazione con la nuova edizione della crociera alla musica, arte e cultura napoletana, che come sempre alternerà divertimento, relax e scambi culturali per esportare il sapere partenopeo. 16, 17, 18 sembrano dei numeri, in realtà è un percorso che nasce tanti anni fa, la voglia di fare insieme qualcosa per questa città e soprattutto per la cultura che da sempre ha contraddistinto la bellezza di questa città. Noi come MSC Crociere abbiamo da subito premiato questo progetto, questa progettualità, l'abbiamo portata avanti, oggi siamo alla 17ª edizione, speriamo sin da oggi di studiare per la 19ª, 20ª e 21ª, non si deve mai fermare, portare la cultura napoletana nel mondo è fondamentale per ringiovanire quelle che sono le memorie. Anche a bordo della 18ª edizione, tanti artisti ci accompagneranno a conoscere la tradizione napoletana, declinata poi attraverso le varie arti, il sapere, la musica, il canto, la comicità. Ed allora iniziamo a conoscere il cast. Partiamo da Gianni Conte, dal 1996 voce solista dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore. È un'occasione unica, ci sono anche altre occasioni, io mi pregio grazie al grande Renzo Arbore, essendo stato il cantante solista dell'Orchestra Italiana, esportato anche attraverso lui in tutto il mondo la canzone napoletana. Però questa esperienza, che oltretutto ho già vissuto 2 edizioni fa, mi ha arricchito veramente ancora molto, a parte che è piacevole anche perché si sta con tanti artisti bravissimi, abbiamo condiviso tutto, anche la stessa musica sul palco. Sono belle queste unioni culturali tra persone. E sul palco, anche tra poche settimane, ritroveremo loro, in Napoli Antica. Torniamo assolutamente sì, e veramente con una grande gioia, anche perché in realtà al di là della musica, dell'amore per la musica, dobbiamo ammettere una cosa: noi che tutta l'estate lavoriamo, cioè aspettiamo proprio il momento della crociera anche per vivere tutto ciò che è la crociera. Quindi al di là dell'amore per la musica ci divertiamo, in realtà è una sorta di vacanza, veramente l'attendiamo. A Gianni Conte di Napoli Antica sono solo 2 dei nomi che comporranno il prossimo cast. Volete sapere chi sono gli altri? Continuate a seguirci, nelle prossime puntate ci potrebbero essere delle incursioni a dir poco inaspettate.